Io ho lasciato tutta la mia gioventù e ho lasciato metà della mia vita là, perché pesavo 86 kg quando mi hanno preso in Grecia e sono arrivato a casa ne pesavo 29,300. Enrico Vanzini, classe 1922, artigliere in Grecia, internato dopo l'8 settembre in Germania, condannato a morte, pena poi commutata nella prigionia nel lager di Dachau. Ci ha messo 60 anni a rompere il silenzio. Originario di Varese, dal campo di concentramento tornò devastato, l'ospedale più vicino era a 25 chilometri. Mio padre, pensate, con un cavallino e un biroccio a 2 ruote mi portava, mi chiamava al mattino alle 4 e mi diceva: forse Enrico, bisogna andare perché che sei venuto a casa, non voglio che rimani, no, adesso che ti porto al cimitero, voglio che resti con me. Di quello che aveva patito non parlava. Io non gli ho mai raccontato quello che veramente ho passato, perché c'avevo anche la mia mamma che non era tanto in condizioni di salute. Lavoro l'ha trovato in Veneto, a Trebaseleghe, in una cantina, e qui è venuto a vivere a Santa Croce Bigolina, poco lontano da Cittadella. Il padrone mi ha detto: bevi vino? No, no, per carità, sono astemio. Allora domani vieni qua che sei già assunto. I sacrifici per la moglie e i figli, ho fatto tutto per loro, dice. Il comune di Padova e quello trevigiano di Vedelago lo hanno voluto cittadino onorario, a sostenerlo nel lager la profonda fede. Ho schivato 2 o 3 volte la fucilazione, no? E quindi io dico la verità, no? Io ringrazio molto, no, chi mi ha dato la possibilità di tornare a casa, che è all'alto.